Ciao da Chris e benvenuti in questo canale. L'itinerario di oggi ci porterà a scoprire la cascata del Silan, in una valle dal microclima che favorisce una vegetazione paragonabile ad una foresta equatoriale, data la varietà di specie. Da lì percorreremo uno storico sentiero che collega San Michele a Varrovina e, tra i boschi, arriveremo al nascosto eremo di San Bovo con una vista spettacolare. Poi, mediante un altro bellissimo sentiero, ritorneremo in Val Brenta per poi costeggiare il fiume Brenta ed arrivare alla bellissima Bassano del Grappa. Ora non c'è tempo da perdere, andiamo! Se arrivate da Bassano, quando giungete a questa casa rossa, di fianco c'è un alimentari e fanno dei caffè e anche degli ottimi spritz. Lì c'è via Appiani e già qui troviamo le prime indicazioni. Attenzione perché questa via non è percorribile in auto, quindi vi consiglio di trovare parcheggio qui nelle vicinanze. Da qui inizia il sentiero. Il nome della valle e della relativa cascata ci giunge dall'antica parlata cimbra degli altipiani. Silà indicava l'acqua che gocciola e scorre dalle pareti rocciose e con il suffisso an assume il significato di luogo, pertanto propriamente un luogo dove scorre una cascata d'acqua. Ad un certo punto arriverete a questa casa abbandonata con questo cancello in ferro e il sentiero prosegue verso sinistra. Solitamente parte di questo sentiero è presente dell'acqua, come in questo caso. Non allarmatevi perché non è assolutamente un problema, più avanti andrà sicuramente meglio. Allora siamo già quasi arrivati alle cascate. Questo è il passaggio che ci permette di andare dall'altra parte del fiume e mancheranno circa 5 minuti. Stiamo percorrendo la vecchia strada comunale che collegava San Michele a Varrovina, ma che sentiero spettacolare! Ecco, queste sono le cascate del Silan. Ora stiamo andando ad esplorare gli altri due salti della cascata. E andiamo a esplorare sopra le cascate. Non so se si vede o se si sente, ma siamo sopra la cascata. Qui, a differenza di moltissimi altri posti, non c'è un'immondizia per terra, non c'è nulla, non c'è una plastica. Ci sono moltissimi volontari che curano questo posto, quindi mi raccomando, se venite qui, portate a casa le vostre immondizie, per favore, guardate. È uno spettacolo, Non è bello vedere l'immondizia, a me non piace, poi se a voi piace è un altro discorso, però non credo che... Guardate che cascata, è bellissima. Vedete, come vi dicevo, la vegetazione sembra tropicale, si aggrappa un po' ovunque, data l'umidità e il microclima di questo posto. Due sono i fenomeni che formano queste pozze d'acqua. Il primo è il potere erosivo dell'acqua, che girando vorticosamente all'interno di questi, tra virgolette, catini, corrodono la roccia circostante. È come una specie di lavatrice fortissima, una centrifuga con dei sassi dentro. E la seconda è un fenomeno chimico, perché il bicarbonato di carbonio, unendosi all'aria, all'ossigeno, corrode il calcio, cioè la parte fondamentale di cui sono fatte queste rocce. Troppo forte la tentazione, sono andato dentro, sono sotto alla cascata come un ninja. Come un ninja. Ed ora, mediante questo sentiero, ritorniamo dall'altra parte del fiume per riprendere il CAI 757. Ecco, passate le cascate, questo è il sentiero. Qui c'è un ottimo tavolino per fare un picnic, bellissima vista. Siamo in agosto, però qui in questa valle non fa caldo, proprio perché guardate che ombrellone naturale c'è. Per raggiungere l'eremo di San Bovo si sale lungo le curve del sentiero acciottolato
fino ad incrociare un sentiero più largo che va verso Privà. Questi sono i sentieri che preferisco in generale, proprio perché sono coperti dalla vegetazione e anche nei mesi estivi si possono tranquillamente, diciamo, percorrere. Qui queste rocce sembrano emergere dalla montagna. Ecco, da quanto ricordo siamo arrivati. Eccoci, infatti. Eccoci. È lì. È l'eremo di San Bovo. Questo per me è senza alcun dubbio un posto speciale. La più antica tra le notizie certe è che risale al 1742, ma alcuni graffiti che furono qui ritrovati possono essere attribuiti all'età del ferro e quindi sicuramente all'epoca medievale. Oggi l'eremo è stato restaurato ed è un posto ancora super pieno di misticismo. Dall'eremo di San Bovo riprendiamo il sentiero che porta fino a valle, Val Brenta per l'esattezza, dove l'eremo è affacciato. Da qui, in totale, ci si impiega circa 40 minuti. Il sentiero scende di quota, circa 240 metri, tutti assolutamente in discesa. Per la maggior parte del suo percorso, il sentiero si snoda in mezzo a un bosco. Il sentiero porta proprio vicino al cartello di Sarsonna. Dall'altra parte della strada, questo è il sentiero da prendere. Beh. E qui già siamo vicini al fiume Brenta perché lo sento nel fondo, sento l'acqua del fiume. Eccolo finalmente il Brenta con le sue placide acque. Il fiume nasce dai vicini laghi di Levico e Caldonazzo e sfocia vicino a Chioggia. Ci accompagnerà lungo tutto il percorso, fino ad arrivare a valle, dove ci aspetta una tra le città più belle del Veneto. Questo sentiero fa parte dell'itinerario del Brenta. È infatti possibile percorrere un intero anello passando sia per la riva sinistra che per quella destra. Ma noi ora stiamo andando a Bassano del Grappa, quindi sempre dritti. Ed eccoci giunti in città, dopo un itinerario fatto di cascate, bellissimi panorami e sentieri nel bosco. Questa zona di Bassano si chiama Cascatelle. Qui è consuetudine venirsi a rinfrescare durante i mesi estivi. Il nostro viaggio si è quasi concluso, ma l'ultimo spettacolo sta per arrivare. Eccoci giunti alla meta, Bassano del Grappa, con il suo ponte degli Alpini, custode del fiume Brenta e testimone della Grande Guerra e delle rocambolesche azioni dei partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. È una città romantica e sul ponte, come dicono gli alpini, ci vuole un bacin d'amore. E adesso segui il canale per altri spettacoli come questo.